Senti, ma me lo ricordi perché ci stiamo sposando? Ma guarda, me lo domando pure io. Io che da piccola sognavo il principe azzurro, bello, alto, muscoloso, addominali perfetti, tutto perfetto, e mi sono messa con lui. Un uomo senza culo. Ma che dici? Ma non che ci credete? Ve lo faccio vedere. Vieni ma qua. che fa vedere? Girati. Questo culo è. Questo non è culo. A me questo l'hanno venduto per culo. A me questo... No, questa è la colonna vertebrale che a un certo punto si divide. Queste non sono due chiappe, questi sono due iPad. Sai che... Infatti io caco con l'applicazione. Amore, ma... La verità è che non esistono più gli uomini di una volta. Quelli belli, rudi, possenti, pelosi, no! Perché i maschi di oggi si depilano tutti. Io vi giuro che sogno di tornare a casa e trovarlo sul divano con 3-4 bottiglie di birra. Invece no, lo trovo in bagno con le gambe piene di crema depilatoria. All'aloe vera. No, ci tengo a dirlo perché ti lascia un senso di morbidezza, di freschezza. Amore, provalo perché è bellissimo. Questo ragazzo si depila tutto. Gambe, inguine, ascelle, che quando è nudo mi pare Belen. Ma che Dio, infatti mi volevo fare la farfallina qua. No, allora non è così. Adesso io devo difendere la mia categoria, ovvero la categoria maschile, perché noi maschi oggi ci depiliamo per compensare. Perché contrariamente a quello che si pensa, voi donne oggi non vi depilate più. Noi non ci depiliamo più. Provate ad alzare i jeans di una donna in inverno. Lo sai che cosa ci trovi qua sotto? I nidi delle rondini ci trovi, i nidi. Questo è l'esempio di come sono diventate oggi le donne, totalmente aggressive. E a noi ci dovevano raccontare nei cartoni animati una verità che io ho scoperto da poco. Perché io ho scoperto che anche le donne scorreggiano. Ve lo giuro, l'ho sentito io. Ma mica lo potevano raccontare nei cartoni animati. Sì, nei cartoni animati lo potevano raccontare. La Sirenetta sarebbe stato il cartone perfetto per raccontarlo. Perché la Sirenetta? Perché era nel suo ruolo. Doveva fare Ariel. Questo è un discorso maschilista, perché non è possibile che voi uomini pensate che noi donne certe cose non le facciamo. Siamo esseri umani. L'altra sera eravamo messi a letto sotto le coperte, io l'ho guardato e lui mi sembrava abbastanza sereno. Allora ho detto: vuoi vedere che è il momento di conoscerci appieno? E mi sono lasciata andare, no? E mi è scappato un piritello. Si è messo a piangere. Certo, mi è sembrato terremoto, mi è sembrato. Io ho preso, come pazzo, ho preso le cose più urgenti da casa e se scappiamo! E ancora non sai una cosa? Che cosa? Che dopo il matrimonio ti aspettano le scosse di assestamento. No! Sì. Vieni qua,